Eccoci qua mister, è un primo tempo, è il caso di dire, di marca trevigiana, non siete riusciti a buttarla dentro, siete andati vicino almeno 3 volte e poi 2 rasoiate del Portogruaro vi hanno condannato nel secondo tempo. Questo è quanto si è visto, che giudizio dà lei? Questa è la legge del calcio, anche oggi non è stata smentita, abbiamo giocato un gran bel primo tempo, abbiamo creato diverse opportunità da gol, purtroppo per un po' di imprecisione, un po' per bravura del portiere non siamo riusciti a quantificare tutto quello che avevamo fatto in campo e poi abbiamo commesso un paio di ingenuità nella fase difensiva del secondo tempo e siamo stati puniti come di logica, quando non fai gol poi è il primo errore che fai lo subisci. Abbiamo provato a raddrizzare la partita in tutti i modi, ma direi che il Portogallo si è difeso abbastanza bene, poi ha trovato anche un paio di parate e di interventi meravigliosi da parte del portiere, quindi non siamo riusciti a raccogliere nemmeno il gol della bandiera. Sì, con questi 3 punti il Portogruaro vi raggiunge. Prima c'erano 7 squadre racchiuse in 3 punti, manca una partita per chiudere il girone di andata, è quasi tempo, si può dire, di fare un po' il bilancio di questo primo tempo di campionato, mi passi il termine. Qual è il suo bilancio? Direi che noi qualche punto in più lo dovevamo sicuramente avere, abbiamo avuto dei momenti un po' particolari, abbiamo reagito bene, abbiamo fatto 3 vittorie o pareggio nelle ultime 4 partite e oggi questo passo falso non ci voleva sicuramente. Comunque io direi che al di là del Porto Mansuè, se fai 2 o 3 risultati utili consecutivi ti puoi trovare su e se non li fai ti trovi giù, quindi direi che i giochi forse per la prima posizione sono già fatti, ma per tutte le altre posizioni sia davanti che dietro sono ancora tutti aperti. Allora, comunque per chiudere, un bravi ai suoi ragazzi l'ha detto lo stesso, o no? Gli direi bravi e ingenui, perché quando c'è da fare gol, gioca a fare gol, non ti puoi presentare 3 volte davanti al portiere e mettere la palla fuori, gioca a fare gol, perché poi queste sono le conseguenze. Cosa facciamo? Ci teniamo la prestazione, sono diverse domeniche che giochiamo un certo tipo di calcio e spero che i ragazzi continuino così, anzi ne sono sicuro, però dobbiamo essere più concreti, più decisi, più determinati. Grazie mister.